Monica Lazzaretto. Io sarò molto veloce e molto tecnica, non specialistica ma tecnica. Dirigo il centro studi di una comunità terapeutica, per cui sono tutti i giorni insieme ai ragazzi. Il lavoro che noi facciamo è coordinato anche dal COVEST, che è il Coordinamento Veneto delle Strutture Terapeutiche, per cui da moltissimi anni siamo già insieme per lavorare e programmare i bisogni delle tossicodipendenze, ma non solo delle tossicodipendenze, ma di tutta quella rete che parte dalla prevenzione alla riabilitazione. Adesso siamo anche insieme, prima il consigliere Tiozzo lo ha nominato, Siamo il Sociale, che è un mettersi insieme ulteriore, per cui tutte le sigle, tutte le cifre che sono impegnate nel sociale hanno deciso di stare insieme in una sfida ancora più grande, che è A, quella di restare insieme pur nella diversità, B, di fare fronte comune, non per salvare tanto l'interesse dell'uno o dell'altro, quanto per sollecitare la Regione a tornare a ragionare sul sociale. Allora, il mondo delle tossicodipendenze ha questa caratteristica, è un mondo in estrema evoluzione, perché è governato dai più piccoli, per cui quelli che sono i vostri figli, o vista l'età, per quelli che sono i vostri nipoti. Per cui è tutta gente che sperimenta, è gente che si mette alla prova, è gente che fa dell'assunzione del rischio uno stile di vita. Allora, i sistemi faraonici, i sistemi burocratici, le organizzazioni ipergestionali saranno sempre fallimentari rispetto a una risposta da dare ad adolescenti che corrono alla grande. E allora parlare delle tossicodipendenze è inappropriato perché? Perché abbiamo una prima fase che è parlare di prevenzione. Noi abbiamo cancellato la prevenzione dalla Regione Veneto. Sono 4 anni che, chiusi i finanziamenti regionali, per strada con i ragazzi non c'è nessuno. E noi su questo, come genitori e come operatori, io sono anche un insegnante, siamo arrabbiatissimi, perché insieme ai nostri figli per strada non ci sta nessuno. E questo è il momento in cui gli adolescenti sperimentano, non sanno cosa prendono, si intossicano per poi arrivare in pronto soccorso, e un accesso al pronto soccorso, il sanitario mi insegna, costa molto di più di qualche migliaia di euro per fare prevenzione nel territorio. Fare prevenzione nel territorio rispetto alle sostanze che cambiano vuol dire educare a una relazione e tenere in stato d'allerta gli adulti di un mondo che disconoscono o misconoscono completamente. Cascano dal pero gli insegnanti, gli allenatori, i dirigenti, i capi scout, le parrocchie, i genitori stessi, che non hanno nemmeno idea quali sono gli stili di sperimentazione. Dopo che i ragazzi sperimentano, cominciano ad usare, per cui noi classifichiamo sperimentazione, uso, abuso, dipendenza. Ai servizi arrivano solo in condizioni di abuso e di dipendenza, per cui l'abbandono dei minori, l'abbandono dei più piccoli è a livello della sperimentazione e a livello dell'uso. Uso vuol dire che regolarmente io faccio non sperimentazione, acquisisco, provo, misto sostanze. E non solo le sostanze illegali, mi viene da ridere nei dibattiti. I ragazzini adesso prendono psicofarmaci e superalcolici e ti dicono: che cosa vuoi da me? Quei pochi di noi che ancora riescono a stare per strada ti dicono: non c'è niente di illegale, ho 16 anni, ho una bottiglia di vodka e ho gli psicofarmaci di mia madre, cosa vuoi? È su queste realtà che non abbiamo gli strumenti per andare a discutere, non abbiamo più un tavolo per andare a parlare. Perché? Perché purtroppo le tossicodipendenze non sono organizzazioni forti, devono essere estremamente flessibili, estremamente territoriali, radicate insieme alla comunità che deve farsi educante. Bene, quando passano all'abuso, alla dipendenza, allora arrivano ai servizi. Lì dove i servizi ritengono che sia opportuno e ritengono di avere le risorse, possono arrivare in comunità. Allora a noi chi arriva in comunità? Arriva chi è incontenibile nel territorio. Perché quando ancora c'è la possibilità di governare la dipendenza, questa patologia all'interno del servizio con sedute ambulatoriali, il tossicodipendente va lì. Ma lì dove, a cautela, a salvaguardia della vita sua,
di un discorso anche di sicurezza sociale, se volete, e della propria famiglia. C'è la necessità di proporre un trattamento residenziale, arrivano da noi e arrivano bombe, non arriva gente un attimino in crisi, arriva gente che normalmente ha una doppia patologia, quella della dipendenza e quella del disagio fisico e psichico, per cui ci troviamo ad avere risorse minime. Noi dalla Regione riceviamo solo ed esclusivamente quello che arriva dal Ministero come risorse vincolate all'inserimento in comunità. Sono 25 milioni, vuol dire 1100 ragazzi che in tutto il Veneto arrivano, sono pochissimi, siamo in lista d'attesa dappertutto. Abbiamo i CERT che ci dicono non possiamo inviarveli perché non abbiamo risorse, e noi diciamo benissimo, ce lo scriva su un pezzo di carta, perché parte una denuncia. Per cui se voi avete qualcuno che deve andare in comunità e il vostro CERT non ha soldi, il CERT è chiamato a fare due cose: o a sforare il bilancio, o a dirti per piacere, o a dirti, peggio ancora, prendilo gratis, appena riusciamo a trovare qualcosa, facciamo. Ma è così che si programma, è così che si progetta. Gli adolescenti che abbiamo, i giovani dipendenti che abbiamo, sono una cosa nuova, non sono i vecchi eroinomani, sono ragazzi pieni di vita, pieni di risorse, con famiglie estremamente impegnative che devono essere prese in carico. E quando abbiamo terminato la presa in carico abbiamo un altro problema, che è il reinserimento sociale, la riabilitazione. Riabilitare vuol dire tornare a prendere in mano la propria vita, per cui ritornare nel territorio con delle competenze. Bene, la Regione, così come ha tagliato la prevenzione, per cui la testa del problema, ha tagliato anche la coda del problema. Non c'è nessun finanziamento per la riabilitazione, non abbiamo borse lavoro, è difficile trovare lavoro per persone normali, immaginate per i nostri ragazzi. È un massacro. Rimetterli fuori senza lavoro vuol dire portarli a delinquere, portarli a creare circuiti non virtuosi sicuramente rispetto alle condotte di vita. Allora non abbiamo prevenzione e non abbiamo riabilitazione. Lì dove ci sono finanziamenti per la riabilitazione sono pensati in maniera completamente fuori dall'assessorato al lavoro e alla formazione, che fa progetti e bandi dove, anche se c'è scritto soggetti svantaggiati, nessuno dei nostri soggetti riuscirà a stare dentro a quella burocrazia lì, perché hanno pretese di continuità, di efficacia che sono insostenibili per i nostri soggetti. Per cui un'altra cosa che stiamo chiedendo è: lì dove il sociale manca completamente, provi almeno a parlare, lì dove ci sono dei finanziamenti, con gli altri assessorati. Perché? Perché quello che stanno buttando fuori adesso ci dice che a fronte, stiamo gestendo un progetto di reinserimento sociale, abbiamo 28 borse lavoro per 28 ragazzi, bene, a fronte di 600 euro che diamo ai ragazzi ce ne sono 2000 di burocrazia. Chi facciamo lavorare? Per chi sono destinate queste risorse? Vogliamo dircele le cose? Non è possibile pensare a un sistema anche più flessibile per questi ragazzi. L'ultima cosa, altro grande momento di passaggio, no? Stanno chiudendo alcuni settori della detenzione, nel senso che in teoria in pratica noi abbiamo in Italia 25.000 detenuti che hanno problemi legati al testo unico sulle tossicodipendenze. 18.000 dovrebbero uscire per misure alternative. Le misure alternative in buona parte potrebbero essere richieste alle comunità che già accolgono ragazzi tossicodipendenti mandati in messa alla prova dal carcere. Con quale risorse? Chi diremo sì, a chi diremo no? Restano i 25 milioni. Guardate che noi stiamo facendo servizi che vanno dai 50 euro ai 70 euro. E abbiamo petardi in comunità. Non è solo una questione di professionalità, è di rapporto numerico. Giustamente chi mi ha preceduto ha detto: siamo tutti accreditati, non vogliamo diventare delle aziende, ma abbiamo comunità che hanno il personale a disposizione e posti liberi perché non ci sono i soldi. Stiamo saltando per aria. Se dovessimo saltare per aria, dove li portiamo i ragazzi? A Palazzo Balbi? Io ci sto. L'ultima cosa,
Ridicola situazione del gioco d'azzardo. Nella mia USL ce ne sono 60 presi in carico. In Veneto non sono LEA. Per cui in teoria non dovremmo prenderli in carico, no? Allora diventano alcolisti. Ma vi rendete conto della presa in giro? Se c'è da fare un percorso, se c'è da fare un inserimento, noi non possiamo farlo. Ecco, ovviamente il gioco d'azzardo ha a che fare con stili compulsivi. Benissimo, ci sono dentro all'ambito della prevenzione dei percorsi che potrebbero svilupparsi su questo, però abbiamo bisogno di aiuto. Il tavolo regionale è sparito, noi abbiamo lavorato per fare delle modifiche a quello che è l'accreditamento, che è vecchio, è vecchissimo. Il mondo delle dipendenze come il mondo dei minori va a 300 all'ora. Dobbiamo avere tavoli, riferimenti chiari e procedure estremamente snelle. L'ultima cosa ed è un appello qui. È già la terza volta che dici l'ultima cosa. L'ultima, ecco, vado via. Noi vi chiediamo una rappresentanza che sia competenza e chiediamo a voi di non essere tattici. Chiediamo un coraggio che serve in maniera determinata in questo momento per tutti quanti. Bravo.